Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Dietro le quinte del Napoli sta nascendo qualcosa di straordinario. Il Napoli sta tenendo d'occhio l'attaccante del Renarno Kalimuendo, che oggi pomeriggio sarà impegnato nella partita dell'Under 21 tra Italia e Francia. Il giovane calciatore, che ha fatto la trafila delle giovanili del PSG e ha già ricevuto le attenzioni di Francesco Totti, ha mostrato una forma promettente con 3 gol e un assist in questa stagione. Kalimuendo è un centravanti moderno, abile sia nel concludere che nel creare occasioni per i compagni, sfruttando il suo movimento per aprire spazi in attacco. Gli osservatori del Napoli saranno presenti allo stadio Carlo Castellani per monitorare da vicino il talento francese e osservare il suo potenziale di crescita, che potrebbe essere un'aggiunta importante per il futuro del club. Il Rennes sarebbe disposto a cedere Kalimuendo a fine stagione, ma l'eventuale accordo è ancora lontano. Oltre a lui, il Napoli continua a monitorare Ange-Joan Bonni, un altro giovane francese che si è fatto notare al Parma e che ora gioca con l'Under 21, dove sta crescendo bene. Vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi, di questa possibilità. Pensate che Kalimuendo possa essere un buon acquisto per il Napoli delle prossime stagioni? Sarebbe il giusto rinforzo per il nostro attacco? E Bonni, vale la pena tenerlo d'occhio? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per ricevere ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie dal nostro club.